Noi 10 anni fa siamo stati i primi a pretendere che le istituzioni scrivessero nelle leggi che nelle strutture per anziani devono entrare gli anziani non assistibili a domicilio. Quindi siamo i primi che chiediamo che l'anziano, finché può, rimanga a casa. E quindi ben vengano tutte quelle politiche, quelle forme di finanziamento, qualunque cosa che possa permettere all'anziano di rimanere a casa il più possibile fino all'ultimo giorno. Liste di attesa chilometriche, carenza di infermieri, i costi delle rette saliti alle stelle sono solo alcuni degli elementi che riportano la questione dell'assistenza agli anziani in primo piano. Scegliere per le persone autosufficienze un'assistenza domiciliare potrebbe rivelarsi una scelta ottimale con un minimo di accortezze. È adattando i bagni, è adattando qualche locale. Guardi, noi qualche volta quando vengono anche i familiari degli anziani che magari hanno il primo approccio a conoscere, diamo anche noi dei consigli come strutture, diciamo togliete i tappeti, togliete le cose in cui l'anziano può inciampare perché è l'atto avverso che spesso causano condizioni di non autosufficienza. Iniziare un rapporto graduale prima di un eventuale ingresso in una casa di riposo potrebbe essere l'inizio di un percorso meno traumatico. Noi lo diciamo da anni, ci piacerebbe anche come strutture andare a casa di questi anziani. Voi immaginatevi l'approccio con una struttura, con persone nuove che non hai mai visto, rispetto all'approccio con una struttura che magari conosci perché il suo personale, vuoi la stessa divisa, lo stesso modo di fare, l'hai avuto nel corso dell'evoluzione della tua vita. Sono ragionamenti troppo semplici per un sistema di politica troppo complesso. La politica nazionale latita sul versante normativo, ma sono gli amministratori locali che potrebbero spingere le azioni di governo. Oggi noi dobbiamo proprio ripartire dai sindaci perché quell'altro tipo di politica è lontana. I nostri anziani sono i loro cittadini, quindi io credo che oggi devono essere veramente i sindaci che devono avere, vorrei dire si dovrebbero ribellare a questa situazione perché diventerà un problema anche per loro.